Doppiette di melanzane alla messinese. Questo piatto è strepitoso per la domenica e i giorni di festa. Mamma lo preparava proprio per le occasioni speciali. Preparo prima di tutto un sugo semplice, quindi trito la cipolla al coltello e la lascio appassire qualche minuto con un po' di olio di oliva. Aggiungo la passata di pomodoro, sale quanto basta e qualche foglia di basilico. Cuocio la passata con il coperchio socchiuso e a fiamma dolce e nel frattempo posso occuparmi delle melanzane. Per fare le doppiette è preferibile scegliere melanzane tonde. Sono già lavate, quindi le spunto e le taglio a fette di 1 centimetro abbondante. A questo punto solitamente le metto sotto sale e lascio spurgare un po' di acqua di vegetazione, non tanto perché sono amare, quanto perché, secondo me, ottengo poi una frittura migliore, più asciutta. Oggi però voglio risparmiare un po' di tempo, quindi vado direttamente a friggere. In padella olio di semi abbondante da far scaldare per bene. Tuffo le melanzane, aspetto che dori il primo lato, quindi le giro. Man mano che sono pronte le appoggio su carta assorbente per scaricare l'olio in eccesso e le insaporisco anche con un pizzico di sale. L'ultima cosa a cui devo pensare è cuocere gli spaghetti. Abbondante acqua salata e via con gli spaghettoni, che dovranno restare al dente, quindi li scolerò almeno con 4 minuti di anticipo. Una volta scolati li metto in una ciotola per poterli condire con la passata di pomodoro. Aggiungo anche del formaggio grattugiato e adesso non resta che dare forma alle doppiette. Ho scelto una teglia circolare, sporco il fondo con un po' di passata e sistemo le prime fette di melanzane, che saranno la base di ogni doppietta. Su ogni fetta posiziono una forchettata di spaghetti, formando una sorta di nido. Adesso recupero un po' di spazio al centro di ogni nido e inserisco un generoso pezzo di provola filante. Copro quindi con le altre fette di melanzane fritte e su ognuna distribuisco un cucchiaio di passata. Metto anche ancora un po' di formaggio grattugiato e la teglia è pronta per andare in forno. Modalità ventilata a 180 gradi, basteranno all'incirca 20 minuti per restituirci delle vere prelibatezze. E anche se il profumo in cucina è meraviglioso e loro sono già bellissime, manca ancora qualcosa. A Messina, infatti, non si può rinunciare ad una grattugiata di ricotta infornata. Ancora qualche foglia di basilico per rendere il piatto ancora più bello, se ce ne fosse bisogno. Ed ecco servite le doppiette di melanzane alla messinese. È un piatto che adoro tantissimo. Quindi spero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi aspetto presto con un nuovo video. Un abbraccio da Valentina.